Il presidente di Mineracqua, Ettore Fortuna, lancia strali dai giornali, ma loro, i sindaci di alcuni comuni di Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, se ne infischiano. Oggi si sono dati appuntamento a Cafarsetti per firmare il manifesto dell'acqua, un documento nato per promuovere l'utilizzo dell'acqua di rubinetto anziché quella in bottiglia. Credo che la cosa migliore di questa campagna sia quella di promuovere presso le famiglie, presso la gente, questa idea che si può consumare bene, si possono consumare prodotti in genere, al di là dell'acqua, di qualità, con grossi risparmi. Con la firma del manifesto, i sindaci che lo hanno sottoscritto si sono impegnati ad incentivare l'uso dell'acqua della rete in tutte le sedi pubbliche, eliminando l'acqua in bottiglia dalle mense, dai distributori automatici e a garantire la qualità dell'acqua erogata. Metterci la faccia per dimostrare che l'acqua si può bere, che è qualitativamente rilevante, che è salubre, che è sana, che ha caratteristiche tali da poter essere utilizzata da tutti i cittadini. Un progetto che coinvolgerà un territorio di circa 9 milioni di cittadini, che farà risparmiare in plastica e contribuirà a ridurre le emissioni nocive. Basta pensare che per trasportare le 730 bottiglie che in media ogni famiglia italiana consuma in un anno, circolano circa 300.000 tir. Gli italiani poi consumano il doppio di acqua in bottiglia rispetto al resto d'Europa. Solo lo scorso anno sono state raccolte qualcosa come 6 miliardi di bottigliette di plastica, 40 volte la circonferenza della Terra. Insomma, aprire il rubinetto e riempire la caraffa conviene anche dal punto di vista economico. Un litro della cosiddetta acqua del sindaco costa 1 centesimo, 500 volte meno di quella minerale. E sulla privatizzazione della gestione idrica prevista dalla legge appena approvata in Parlamento, che ne pensano i sindaci? Certi settori, nel caso dell'acqua che diventerà sempre più prezioso, un bene come l'acqua che diventerà sempre più prezioso, credo che sia giusto mantenerlo sotto controllo pubblico. Se noi iniziamo a privatizzare l'acqua, arriveremo a privatizzare l'aria, a privatizzare tutte le fonti indispensabili per la vita.